Da questa sera parte la 42esima edizione della Mostra Internazionale di Illustrazione per l'Infanzia. Per noi è motivo d'orgoglio e di prestigio perché grazie a Stepan Zavrel, che nell'83 ha avviato la prima mostra, oggi siamo ancora qui innovandoci chiaramente, quindi rimanendo al passo con i tempi e contribuendo a tutto quello che è il mondo per l'editoria rivolta ai bambini. Io non mi stanco mai di ribadire il fatto che proprio anche grazie ad un maestro come Stepan, se l'editoria rivolta ai piccoli ha assunto lo stesso rango di quella per gli adulti. Chiaramente Sarme, grazie a questo, è diventato un punto di riferimento a livello internazionale per quanto riguarda l'albo illustrato e dobbiamo essere orgogliosi perché una piccola comunità come la nostra ha il vanto di essere conosciuta non solo a livello europeo ma a livello mondiale. E in abbinata a questo c'è anche la Scuola Internazionale di Illustrazione che ospita mediamente ogni anno dalle 600 alle 700 persone. E quindi quest'anno il tema che viene affrontato è quello del gioco, un tema che all'apparenza potrebbe essere quasi scontato e banale, ma in realtà non lo è, perché il gioco è sinonimo di libertà, di pace, ma anche è il momento in cui ognuno di noi può esprimere in piena libertà quello che ha dentro. E secondo me è anche un modo per i bambini per crescere e formare il carattere che poi avrà l'adulto del futuro.